T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Come sindaco non posso che essere soddisfatto dei successi che il nostro assessorato delle politiche giovanili sta mietendo, quindi complimenti al mio assessore, la cui bravura si estende tanto anche perché sa attorniarsi di professionalità che sono indispensabili per ottenere questi risultati. IEM e gli Astrofeli, l'associazione Astrofeli e lo sponsor che Tecnosistemi si è prodigata ancora una volta con la sua filosofia di azienda benefit ad aiutare il territorio a esprimersi al meglio. 7 incontri con i principali astronauti e astrofisici italiani e vari incontri collaterali. Questo è il festival che abbiamo organizzato parallelamente ai nostri centri estivi, tutti dedicati allo spazio quest'anno. Vogliamo tenere i bambini con il naso all'insù in un progetto che ha una sua bellissima finalità, che è quella proprio di far ovviamente divertire i bambini, ma far loro imparare che il mondo è bello, che c'è molto di più di ciò che normalmente sono abituati a vedere, quindi una grande attenzione alle stelle, all'aria, a tutto ciò che può aiutarli a crescere nel nostro ambiente bellissimo, e lo faremo anche con attenzione ai genitori ai quali sono dedicate e aperte un paio di serate. Da quando IEM ci ha coinvolti, assieme all'organizzazione comunale, abbiamo subito dato il nostro contributo e il nostro appoggio. Osservatorio astronomico di Piadera, con strumentazione di tutto rilievo, e planetario nel quale viene proiettato di tutto e di più il cielo in qualsiasi data, in qualsiasi ora, da qualsiasi latitudine. I giovani, oggetto principale della nostra attività, è stata la scintilla che ci ha fatto dire sì al 100%. Tecnosistemi sostiene con grande orgoglio questa iniziativa, c'è spazio per tutti, ci è piaciuto subito nel momento in cui ci è stato raccontato, e non solo da mamma ma anche da promotore, insomma, di quella che è la sensibilità verso un tema che diventa così importante, che è quello dell'inclusione attraverso un progetto di questo tipo. Noi siamo davvero orgogliosi di sostenerlo. Tecnosistemi è società benefit di fatto, e lo vuole raccontare attraverso questo tipo di progettualità.